andare da Antonella Tomassini. Abbiamo detto avvocato, diritto di famiglia, questo decreto legge in effetti abbiamo detto salta la figura del notaio in qualche modo, ma è vero, è così, non è così? Sì, allora quello che è previsto, sì, la chiamano semplificazione, tanto il disegno di legge come abbiamo detto, sì, abbiamo sentito, quindi deve essere ovviamente al vaglio, deve passare al vaglio del Parlamento. Certo, deve essere approvato. Ecco, esattamente, e comunque si prevede che per, come dicevamo, gli immobili che non sono a uso abitativo al di sotto entro i 100.000 euro del valore catastale possono essere fatti demandati all'avvocato. Intanto ecco, è bene proprio una sottolineatura sul discorso del valore, perché si è portati a pensare valori di immobili insomma abbastanza così non cospicui, e invece in realtà parliamo di 5 addirittura 6 volte il valore. Come quello che minimo sottolineava 3-4, anche Alessandro, esatto, no? è importante, chiariamolo questo aspetto, aspetto. E anche perché poi per quello che riguarda gli avvocati va anche poi in proporzione alla polizza che dovremmo stipulare, perché ecco, è fondamentale poi anche un'altra sottolineatura: purtroppo bisogna fare una polizza assicurativa, dico purtroppo facendo l'avvocato, fortuna per gli utenti sembrerebbe, ma poi neanche tanto, perché certo, poi devono, ovviamente noi nel definire i nostri onorari dobbiamo tener conto anche di una polizza che dobbiamo stipulare elevata, perché se l'immobile ha un valore commerciale di 500-600 mila euro io devo coprire con la polizza quel valore. Quindi ecco, questo è un messaggio anche che deve passare: non è che l'utente viene semplificato da questa previsione di disegno di legge, perché poi non è che escludiamo il discorso gli onorari del notaio sono più elevati rispetto a quelli dell'avvocato. Ecco, non deve passare questo messaggio, perché poi probabilmente... Grazie che mi hai fatto questo assist, lo chiamo io, perché devo andare immediatamente dal nostro appunto presidente di Federnotai, il quale appunto ci può chiarire meglio quello che stava dicendo anche Antonella, perché secondo il disegno di legge allora si può andare soltanto dall'avvocato e quindi evitare tutte quelle spese, spesso sentiamo dire questo, notarili. È così o non è così? Che cosa accadrebbe praticamente? Allora, intanto bisogna chiarire che le due competenze sarebbero eventualmente concorrenti, una non escluderebbe l'altra, per cui l'autentica dell'avvocato verrebbe prevista come un'alternativa all'atto notarile. Dal punto di vista dei costi, visto che appunto la domanda è questa, è molto probabile che i costi, anziché diminuire, possano anche incrementarsi. Per capire la ragione di questo si può fare un raffronto con il sistema anglosassone, dove il trasferimento degli immobili avviene attraverso la prestazione professionale degli avvocati. Noi abbiamo fatto un raffronto tra lo schema dei costi di una transazione immobiliare in Italia e nel Regno Unito, e da questo raffronto emerge che il costo complessivo è più o meno in linea nei due sistemi. Sì. Si aggira intorno al 4,5% del prezzo della compravendita. In quel 4,5% noi abbiamo un costo per i professionisti nel sistema anglosassone che è doppio rispetto al costo del professionista notaio italiano. La ragione qual è? La ragione è legata al fatto che i due professionisti, anche se sono entrambi operanti nell'ambito del settore della tutela della legge e quindi assistono l'utenza nel rispetto dei suoi diritti, svolgono una funzione essenzialmente diversa. L'avvocato nasce come professionista che tutela una delle parti. Nel sistema anglosassone, quando l'avvocato di uno dei due contraenti predispone il contratto, l'altro contraente farà analizzare il contratto dal proprio avvocato di fiducia, certo, e questo ovviamente crea una duplicazione delle prestazioni professionali. A questo si aggiunga, come diceva bene l'avvocato, un costo di natura assicurativa che nel sistema italiano invece non è previsto. Ancora non è previsto. No, e non lo sarebbe neanche, perché nel nostro sistema il notaio stipula una sua copertura assicurativa, sì, e inoltre finanzia anche di tasca propria un fondo nazionale di garanzia che tutela gli utenti anche nelle ipotesi, che si spera non si verifichi mai, di una condotta dolosa anziché di un errore, certo, e quindi sono costi che sono già assorbiti nell'ambito della parcella del notaio e che invece nell'ipotesi di cui si sta discutendo sarebbero costi aggiuntivi del tutto nuovi rispetto alla situazione di oggi. Allora, proprio su questo, Alessandro, Sole 24 Ore, la domanda che mi viene, proprio una riflessione devo dire, che immagino possa aiutare anche a casa. Allora, abbiamo detto che invece tutto questo vuole essere fatto anche per semplificare, aiutare il
contribuente, il cittadino, in base proprio ai dati che abbiamo, quindi ci può aiutare su questo. Questo disegno di legge ci aiuta in tal senso oppure no? Ma forse bisogna cominciare dalla denominazione di questo disegno di legge che non ha ancora cominciato il cammino parlamentare. Viene accompagnato dal solito nomignolo, questa volta è concorrenza. Io sinceramente sfugge un po' il senso di questa operazione sugli immobili in questo contesto, perché bisogna tenere in considerazione alcune cose, alcune delle quali già dette anche dal presidente di Federnotai. Innanzitutto il notaio sconta una cattiva stampa in sé, perché le parcelle del notaio contengono già, nel momento in cui si stacca un assegno dal notaio, il notaio fa già l'anticipazione, incassa anche le imposte dello Stato, quindi la percezione di quello che è dato al notaio della parcella in realtà è molto più ampia di quello che effettivamente è. Questo per dire che non è che semplicemente aprendo a una nuova professione, cioè quella degli avvocati, questi applicheranno delle parcelle, delle tariffe minori, come è stato detto poco fa, dovranno applicare anche delle garanzie, delle tutele, gli avvocati da loro stessi dovranno applicare la loro parcelle, quindi io non vedo questa grande concorrenza, cioè questo enorme beneficio per il consumatore. Bisogna vedere se è più importante recuperare qualche euro, ammesso lo si recuperi, per il consumatore, e quello che si perde in costi di certezza, perché è vero che passiamo da un sistema di certificazione pubblica, che è quello dei notai, a un sistema di, diciamo così, certificazione privata. In questo vorrei sottolineare un dibattito piuttosto acceso che c'è stato tra le professioni e che oggi con molto fair play i tuoi invitati non stanno replicando, perché questa partita si sta giocando anche con comunicati stampa e con detto e non detto. I notai dicono, per esempio, mettiamo a rischio i 6 miliardi di imposte sulle transazioni immobiliari che garantiamo ogni anno. Ma allora cosa vuol dire? Che affidandolo a un'altra professione questa professione non sarà in grado o non vorrà certificare e incassare questi? Il non detto è questo, però di sicuro si parte da una gestione pubblica della cosa e se la affida ai privati. Io non so se non tanto la professione, se il paese è maturo per un passaggio culturale così importante. E da ultimo vorrei dirti, c'è anche un aspetto che abbiamo finora sottaciuto, che è quello della costituzione delle società a responsabilità limitata semplificate. Ora, anche queste si potranno fare dagli avvocati. È vero, però, se ritorniamo al concetto di concorrenza, cioè di risparmio, che i notai già da qualche anno le fanno gratuitamente queste società, e allora com'è è importante verificare tutti i presupposti legali delle società per avere un sistema economico possibilmente più legale di quello che c'è oggi in Italia, o è più importante far credere che si semplifica e si alleggeriscono i costi per una platea di consumatori? Allora, devo dire, mi veniva da sorridere mentre ascoltavo Alessandro, no? Perché poi è questo che ci serve. Allora lui ha messo, devo dire, il dito nella piaga, perché è proprio questo. Allora io ringrazio personalmente sia l'avvocato che appunto presidente di Federnotai, perché evidentemente ci deve essere un dialogo tra le categorie e su questo siamo tutti d'accordo. Però poi in effetti a colpi di, come diceva Alessandro, insomma c'è qualcosa che proprio non vi mette del tutto d'accordo. Allora questo perché? Perché per esempio, come diceva lui, parliamo anche di tassazioni, di fisco, ma allora c'è effettivamente la possibilità di avere un'agevolazione oppure no? In questi, assolutamente no, dice Antonella. L'avvocato deve poi comunque, è obbligato a pagare al fisco, anzi direttamente le imposte, deve farlo. Solo che credo, perché poi su questo argomento non so se c'è stato un approfondimento sul disegno di legge, ma il notaio lo deve fare comunque, anche se l'utente non paga l'imposta, è obbligato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, mentre invece l'avvocato no, perlomeno mi sfugge, ma non credo che sul disegno di legge si sia evidenziato questa cosa, si sia chiarita questa cosa, quindi resterebbe da intendere che noi dobbiamo farlo, ma non siamo obbligati se il cliente non ci paga l'imposta. Chiaro. Invece il notaio lo deve fare obbligatoriamente. Esatto. Per legge, no notaio? Così ci conferma questa cosa. Glielo confermo, e anzi gli spunti che ci vengono anche dal dottor Galimberti sono molto importanti per chi ci ascolta. La norma, così come è scritta adesso, prima che venga discussa in commissione alla Camera, prevede per l'avvocato l'obbligo di procedere alla registrazione e alla pubblicità immobiliare, però non prevede che l'avvocato autenticante
abbia una propria responsabilità personale per il versamento dei tributi. Questo ovviamente non porta il notariato a credere che gli avvocati non facciano quello che la legge chiede di fare, però evidentemente si crea una situazione di coincidenza di competenze tra due categorie che sono disciplinate in maniera molto diversa. Aggiungerei che, sempre per quanto riguarda i trasferimenti degli immobili, il disegno di legge prevede anche un'altra previsione, cioè che tutti i controlli anteriori alla stipula, relativi alla situazione ipotecaria dell'immobile, alla regolarità urbanistica, alla rappresentazione catastale, rimangano a carico del cittadino o dell'imprenditore che acquista e non siano a carico del professionista autenticante, come invece avviene quando l'atto viene stipulato dal notaio, perché il notaio deve eseguire tutti questi controlli, deve anche tracciare nel corpo dell'atto tutti i mezzi di pagamento, previsioni che per l'avvocato autenticante il DDL non contiene. Esatto, e questo invece fino ad oggi è una spesa che poi si accolla il notaio, cioè cura il notaio e poi ovviamente no? Assolutamente, tra l'altro con un impatto sul contenzioso che in un paese come il nostro è bene che venga sottolineato, perché sulle transazioni immobiliari noi oggi abbiamo un contenzioso che è pari allo 0,003% dei casi, il che significa che questo sistema di controlli preventivi e di adempimenti successivi attraverso l'aggiornamento dei pubblici registri è un sistema che funziona e che tra l'altro viene molto apprezzato anche a livello internazionale attraverso le classifiche del Doing Business.